Salve a tutti, parliamo ora di momento di una forza. Cerchiamo di capire che cos'è. È legata alla rotazione. Allora, diciamo che qui abbiamo un asse di rotazione e qui abbiamo un palo e qui una forza che provoca una rotazione. Adesso la forza l'ho disegnata così obliqua, ma noi possiamo scomporla in due componenti, una componente radiale e una componente tangenziale. Allora, se ci pensiamo un attimo, la componente tangenziale provoca la rotazione dell'asta, mentre la componente radiale non ha alcun effetto sulla rotazione rispetto a questo asse. Basta che pensiamo a una porta, se noi la tiriamo così o la spingiamo così, questo non ha alcun effetto sulla rotazione, soltanto se la spingiamo così o in modo obliquo. Quindi la forza radiale non ha alcun effetto sulla rotazione. E allora noi possiamo pensare di definire il momento in base alla componente tangenziale. Allora, la definizione, possiamo vedere la cosa da due punti di vista in realtà, e quindi possiamo definire il momento come questa componente tangenziale per questa lunghezza, oppure un altro modo è di definire il momento come la forza che avevamo all'inizio senza scomporla moltiplicata per quello che si chiama braccio. E che cosa sarebbe? Come troviamo la lunghezza del braccio? Comunque sarebbe questa. Semplicemente noi qui abbiamo la nostra forza, la linea, qua il vettore sta su una retta e noi prendiamo la distanza perpendicolare tra questa retta e il punto di rotazione. Perché questi due sono equivalenti si vede subito. Se noi introduciamo questo angolo alfa qui, che poi è uguale a questo ed è uguale a questo, seno di alfa è R fratto L, oppure prendendolo qui, seno di alfa è la componente tangenziale fratto F. E allora diciamo che diamo come prima definizione questa componente tangenziale per questa lunghezza, però d'altra parte questa componente tangenziale è f per seno alfa, però è tutto moltiplicato ancora per L, ma vediamo il seno alfa per L da qui è proprio R. Quindi queste definizioni sono equivalenti, poi dipende dall'esercizio se conviene vederlo in un modo o nell'altro, o come si preferisce. L'unità di misura del momento è Newton per metro. Sì, che è equivalente come grandezza al joule, ma non si usa il joule per il momento. Va bene. Adesso se qui abbiamo una sola forza e se abbiamo più forze, come sommiamo i momenti? Beh, bisogna vedere il verso nel quale fanno ruotare. Perché diciamo qui abbiamo il punto abbiamo l'asse di rotazione, abbiamo questa forza F1, F2, F3, F4, ciascuna col suo braccio. Però quello che dobbiamo guardare noi per sapere quali sono positive, quali danno un momento positivo e quale un momento negativo, è guardare il verso di rotazione, se orario o antiorario. Vediamo che rispetto a questo punto questa forza cerca di ruotare così, questa cerca di ruotare così, questa così e questa così. Quindi noi adesso noi possiamo anche introdurre una convenzione per cui questo verso anti-orario è positivo e il verso orario è negativo. Adesso non è tanto importante, insomma, diciamo una convenzione, e usando questa convenzione vediamo che il momento 2 e il momento 3 relativi alle F2 e F3 cercano di ruotare tutte e due in questo verso, mentre F1 e F4 nel verso opposto, e quindi qui i momenti vanno sottratti per calcolare il momento totale, e poi ciascun momento è forza per il suo braccio. Questo avrà importanza durante gli esercizi perché noi porremmo che la somma di tutti i momenti è uguale a 0.
E perché è uguale a 0? Allora, se cerchiamo l'equilibrio, quindi se noi poniamo che la somma con segno di tutte le forze è uguale a 0, il corpo è in equilibrio, ma nel senso che non si sposta, però anche se rimane lì dov'è potrebbe ruotare. Se invece poniamo la condizione che anche la somma dei momenti col segno sia uguale a 0, allora il corpo non solo sta fermo, cioè non può ruotare. Va bene, vediamo ancora una cosa che si usa spesso in fisica, il momento di una coppia di forze. Cosa si intende? Beh, vediamo qua, abbiamo una forza e una forza uguale in modulo, però in verso opposto, e stanno su due linee parallele distante d. Allora, che momento provocano queste due forze? Il momento si calcola in base a un punto in generale, quindi se poi prendiamo un altro punto troveremo una cosa diversa, però in questo caso troviamo sempre la stessa cosa. Diciamo che noi prendiamo un punto qua e guardiamo il momento relativo a qua, visto che F passa attraverso questa linea dove c'è il punto di rotazione, questa forza ha momento 0, se non altro perché ha il braccio 0, e quest'altra forza invece ha come braccio D, la distanza da questa retta fino a questo punto, e quindi troviamo F per D. F per D. Se adesso facciamo un ragionamento diverso, che diciamo che prendiamo l'asse di rotazione qui nel centro, e quindi qui abbiamo D mezzi e qui abbiamo D mezzi, entrambe le forze hanno un momento, però questa vuole, rispetto qui al centro, questa vuole ruotare così, questa vuole ruotare così, ruotano nello stesso verso, si vanno a sommare tra loro, e quindi ciascuna mi dà un momento di F per D mezzi e l'altra F per D mezzi, si sommano, e D mezzi più D mezzi è D, e viene fuori la stessa cosa. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.